Aspettavo una bella accoglienza, ma non così grande. Speriamo e sono convinto che ripagherò, ecco, questo boato durante l'annata con impegno e con tanta umiltà, ecco. Padova la prima scelta, c'erano tante squadre che ti volevano, la Juventus, almeno quanto abbiamo letto, sembra di volerti mandare da un'altra parte. Sì, sì, la scelta mia è sempre stata ferma sul fatto di venire a Padova. C'è stato qualche gioco, ecco, sui giornali che sinceramente è normale che ci fosse, quindi però fortunatamente è finito tutto bene, come una favola, e quindi siamo qui e non vedo l'ora, ecco, di iniziare la stagione. A Padova sei sempre tornato da avversario, insomma, adesso fai il salto e c'è tanta aspettativa sulle tue prestazioni. Sì, 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 questo mi rende orgoglioso, sono felice che sia così e non vedo l'ora, ecco, di iniziare veramente questa nuova avventura perché dopo, come ho detto prima, dopo 2 annate comunque difficili dove non ho mai giocato, credo di aver raggiunto una maturità tale che ha fatto sì che io accettassi questa sfida. Due numeri 10 a confronto con Alex Del Piero, lui cosa ti ha detto ieri? Niente, mi ha fatto un grosso in bocca al lupo per questa mia nuova avventura e mi ha solamente chiesto se ero contento, ecco, di essere venuto qui.